Ti aspettavo qua. Va bene, facciamo entrambi, sia in Santo Cielo che Gianluca Barbera. Sì. Ragazzi, che partita. Abbastanza stancante, anche perché diciamo io mi sono allenato un po' di meno, ma loro hanno fatto una settimana bestiale. Poi alla fine abbiamo chiarito le ultime cose, ma come si sa in queste partite punto a punto poi è l'episodio, oppure se chi mette un po' più di grinta, poi con il capitano in campo È sempre meglio, infatti. Sì, sapevamo che era una partita difficile, ci aspettavamo questo tipo di partita perché loro tutti ragazzi, cose che non siamo più noi due. E niente, quindi tanta corsa, tanta grinta, però anche stavolta è andata. Avete dimostrato anche contro una squadra che ha ben altre aspettative rispetto alle vostre, perché finora sono arrivate vittorie appunto le ultime due e la terza consecutiva, ma loro ambiscono a qualcosa in più rispetto a voi. Ma sì, assolutamente, anche perché il loro play è veramente Banin, fortissimo, fuori categoria. Anche il lungo, buoni movimenti e tutti gli altri anche si possono alternare, sono poi altissimi, tutti i rimbalzi sono veramente loro. Infatti solo un po' di lavoro sporchino ho potuto aiutare la squadra, ma niente, importante aver vinto perché era veramente complessa questa partita. Niente, adesso ci aspetta Milazzo, Partita dove difficilissima. non abbiamo nulla da perdere. Esatto. E quindi andremo là a dare tutto come sempre. Benissimo, grazie ragazzi, complimenti ancora. Grazie a Andate a voi. festeggiare che vi aspetto.